Il pronto soccorso dell'ospedale di Mestre anche oggi ha fatto registrare una situazione sorprendentemente tranquilla. Stessa fotografia è stata scattata a Venezia. Nelle 2 giornate dello sciopero dei medici è prevalso il senso di responsabilità dei cittadini che hanno temuto forse di intasare di richieste ordinarie gli ambulatori riservati alle emergenze. E così il primo round della protesta va in archivio, non senza polemiche. La prima sul balletto di cifre relative all'adesione alla protesta. Nessun 80-90% né astensioni in libertà, ha fatto sapere oggi l'assessorato alla sanità della Regione Veneto, che ha comunicato il report degli uffici tecnici dell'area sanità e sociale della Regione che hanno monitorato l'andamento della situazione. I professionisti che si sono astenuti completamente da prescrizioni e prestazioni sono stati 1.644 su un totale di 3.150, pari al 52% a livello regionale. A Venezia, nell'area dell'ULSS 3, hanno chiuso totalmente gli ambulatori 242 medici su 430, pari al 56%. Molte sono state le adesioni consapevoli, e cioè i medici, pur condividendo la protesta, non se la sono sentita di chiudere la porta ai pazienti. Anche loro dovrebbero avere dei diritti e dei doveri e degli impegni. Probabilmente stanno facendo una rivendicazione perché non sono ascoltati, forse. Noi chiaramente, essendo dalla parte di chi ha bisogno di un servizio, ci sentiamo un po' trascurati. Non ha bisogno del medico? Sì, ho bisogno, anche oggi avevo a fare visita, però c'è sciopero. Si è rivolta al pronto soccorso oppure ha soltanto rimandato? Da mio medico personale. Tra la gente incontrata per strada anche un veneziano trapiantato oramai da 40 anni in Australia, al quale, dopo i convenevoli di rito, abbiamo chiesto: è mai capitato in Australia lo sciopero dei medici di base? No. Beh, dipende da che stato vivi, perché l'Australia è una federazione e allora ogni stato, però no, mai è successo che i dottori hanno fatto sciopero. Le organizzazioni sindacali dei medici chiedono risposte sul futuro dell'assistenza domiciliare per i pazienti non autosufficienti, l'attivazione di nuovi hospice per le cure palliative, la ridefinizione degli ospedali di comunità per i pazienti cronici, lo sblocco delle medicine di gruppo e un chiarimento sulle responsabilità legate alla privacy che hanno stoppato il fascicolo sanitario elettronico.